Mia moglie cercava un luogo al cospetto di colossi rocciosi e spazi aperti dove lo sguardo potesse volare verso l'infinito. E devo dire che questa volta Cristina si è superata. Ha studiato un'uscita per raggiungere una piccola dorsale posta al centro del tutto. Ci troviamo sul terzo tornante della regionale 52B, quella che porta a Passo Montecroce Carnico, ed è proprio lì che imbocchiamo il sentiero 161 che ci permetterà di collegarci al 148. Un 148 facile, una bella strada bianca, piacevole e panoramica, che percorsa in tutta la sua lunghezza vi porterà fino al famoso rifugio Marinelli. Il primo punto di interesse che incontriamo sono i ruderi di Malga Val di Collina e già da qui vi si apre un panorama che non vi abbandonerà per tutto il percorso. Di strada ce n'è ancora tanta, quindi abbandoniamo quota 1445 e proseguiamo direzione Malga Plotta. La caserra si trova alle pendici del Monte Floriz e Cima Plotta. Ora stiamo percorrendo la alta valle del But lungo una forestale che ci regala panorami da fiaba. Una pista percorribile anche in inverno con le ciaspe, sempre però tenendo conto delle condizioni di stabilità della neve nel versante sud. L'obiettivo di oggi non era quello di raggiungere una vetta vera e propria, ma di conquistare un punto panoramico, percorrere una piccola dorsale che ci avrebbe permesso di essere, come vi ho detto, nel mezzo del tutto. I cannot see it, or I choose blind. Struggle to keep my luggage light. Iceland falls to the coast of Spain. Maybe life is just a game. They tell me how it should feel till I live it, it's ideal. Time flies by only on loan. Questa parte del percorso ci ha fatto letteralmente impazzire. Abbiamo provato una sensazione di come se stessimo camminando nell'infinito, avendo tutto incredibilmente vicino. La tanta bellezza che ci circondava ci ha mandato in confusione gli occhi. Mentre camminavamo, vi assicuro, facevamo fatica con lo sguardo a concentrarci. Ma devo dirlo, sicuramente una delle dorsali più belle che abbiamo mai percorso. Iceland falls to the coast of Spain. Maybe life is just a game. Oh, free as I please. Non ti ricordi niente? Qui questo tratto ha un altro numero, ma non mi ricordo qual è. Allora verrai bocciata. A settembre. A settembre. Allora, siccome qua è talmente bello, abbiamo deciso di allungare un po' e fare un giro di cui noi non siamo molto preparati, insomma l'abbiamo studiato un pochino sopra, e c'è un ultimo pezzettino che però abbiamo voglia di camminare, di rimanere qua e lo prendiamo.
Proviamo. E comunque alla fine del video, come sempre, vi mettiamo cartina tabacco con dati tecnici tutto il percorso. e tutto il percorso. Free, pleasing me. La scelta è azzeccata, prendiamo il sentiero 146 direzione Casera Monuments, sentiero bellissimo che ci porta ad un incrocio importante. La zona è ricca di tracciati molto ma molto interessanti, il 149 che porta al vallone Chianevate e Cima di Mezzo e il 171 invece va a direzione Creta di Collina. Insomma, tutta una serie di fattori che ci rende consapevoli del fatto che qui ci dobbiamo tornare. How high I can go. Ecco qua. È il paletto. Adesso Cristina lo tiene qua per tutta l'estate. Qui. Per capire in che direzione lo devi mettere, perché Allora, siamo arrivati al punto più brutto del percorso, perché è quello dove dobbiamo scendere per ritornare alla macchina, perché da questo sentiero Mamma mia. noi non ce ne saremmo mai andati, veramente, perché mai. è veramente molto 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 bello. Sono quei luoghi che non sai Dove guardare. dove appoggiare lo sguardo, e ovunque tu guardi c'è bellezza, e tanta bellezza c'è anche nel sassolino di Cristina. Dai, sì, sì. Ma molto sì, semplice. non è molto semplice, è sempre fatto con il I cuore. fiorellini. Ok. Diciamo che nel contesto ci sta. D'accordo, quindi adesso come sempre non lasciamo il sassolino, chi lo trova lo porta su un'altra vetta, bla bla bla, eccetera Ecco. eccetera. Vai, L'appoggiamo andiamo lì. Ah, ma hai scelto lì a caso. a caso. Ho fatto un po' di prove prima. Come avrete capito, questo percorso non ve lo consigliamo, ve lo straconsigliamo. È un giro ad anello che dovete assolutamente fare, perché sarebbe un peccato farselo sfuggire. Fermi però lì, perché l'avventura non finisce qui. Ora vi portiamo, ovviamente per festeggiare, in un posticino incredibile. 0 4 3 2. Oggi vi portiamo, per essere precisi, a Priola di Sutrio, presso l'agriturismo Naunal, un luogo magico immerso nel verde con uno spirito leggermente motaro. Potrete visitare la collezione privata di moto, rilassarvi nel meraviglioso giardino, ma soprattutto degustare piatti tipici carnici dai sapori schietti e genuini. Allora, in questo ristorantino ci siamo già stati, no? E dove abbiamo mangiato veramente molto 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 bene, e ci siamo tornati perché avevamo un conto in sospeso. Allora, piccola storiella, cioè qui abbiamo tirato un litigone di quelli ferocissimi. Ma no, non era velocissimo. Siamo andati a per casa 2 giorni in non ci silenzio. siamo, per 2 giorni non ci siamo parlati. Ma la cosa figa di tutto, tu ti ricordi perché abbiamo litigato? No. Anch'io. I prezzi sono corretti e il personale è cortese e professionale. Vi è una bella veranda panoramica che completa un locale caratteristico e fuori dagli schemi. Le verdurine sott'olio e in agrodolce sono deliziose da provare assolutamente. Secondo noi consigliatissimo. Perché dovrebbero esserci un po' di schianti, quindi vediamo se è fattibile. Sei tu lo schianto. Lo schianto. Vai, schianto. Allora credo umilmente, ma però allora non è colpa mia, non è colpa mia,
Allora Cristina è tornata indietro per cercare il telefonino che aveva perso. Allora finalmente c'è campo, ho provato a chiamarla e il telefonino dov'era? Nella tua tasca? Porcaccia miseriaccia. Vabbè, l'importante è non averlo perso. Oh, per fortuna Direi che offro io l'aperitivo. Assolutamente. Sì, anche il E non prosciutto, ci il sono formaggio, va bene. E anche oltre. E anche no, ma anche oltre. Siete fame. L'apertura. Che termine. È il patap. Sì, mi fa È l'apertura. Pensate io cioè, dopo una cena romantica. Ma che romantico? L'annoio. Ma no, non è il discorso di romantico. L'annoio ormai. 1110 livello 13, 15 L'annoio kg. ormai. Io gli racconto cose, gli dico frasi d'amore. Meglio così che incazzata. Bene, con questo il video termina. Dati tecnici e cartina tabacco. Grazie mille per essere arrivati fino qui. Iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi vi torneremo utili. Zaino in spalla e alla prossima!